Buonasera amici di Rugby House, bentornati insieme. La Fenice Z Rugby Rovigo Delta torna alla vittoria in casa contro la Lazio dopo il trittico che ha messo un po' di difficoltà i bersaglieri. Ritornano appunto i giocatori rossoblu con 5 punti dal match con la Lazio e approcciano alla prossima partita di sabato prossimo al Beltrametti contro i Lions. E ospiti con noi oggi, parleremo ovviamente della partita, ma parleremo anche di quello che è successo sabato scorso. Abbiamo un ex dei Lions, attualmente in forza alla Fenice Z Rugby Rovigo Delta, Samuele Ortis. Ciao Samuele, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie Andrea. Da Delta Radio, Riccardo Travaglia, bentornato Riccardo. Buonasera. Allora, Samuele, ex dei Lions, ma più che altro parliamo di quanto è successo sabato, tra l'altro un po' di continuità per te in campo, una buona vittoria, 5 punti, quello che serviva. Sì, fortunatamente sono riuscito a giocare dopo tanto tempo. È stata una partita molto difficile perché comunque i ragazzi della Lazio si sono fatti valere come ogni loro partita. Certamente noi troppi errori in difesa, però l'importante è che abbiamo portato a casa 5 punti. Della difesa adesso ne stiamo parlando in settimana e sicuramente a Piacenza faremo di meglio. Ecco Riccardo, una vittoria che serviva all'ambiente, alla testa, al morale dopo queste 3 partite un po' difficili. Sì, c'era stato questo ciclo negativo con 2 sconfitte e un pareggio che aveva un po' affievolito il morale un po' della squadra, secondo me, dell'ambiente. Non so se la partita di sabato sia servita a risollevare totalmente questo tipo di morale, perché era una partita sulla carta, tra virgolette, scontata come vittoria. È arrivata in una maniera un po' particolare perché la commentavamo anche io e te un po' a fine partita, insomma è stata una partita strana, mi sembrava quasi una di quelle partite pre-campionato, voglio dire, nella quali si difende poco, le squadre fanno molte mete e manca un po' l'attitudine, questa attitudine questo pathos di combattimento che invece abbiamo visto in altre partite, nel derby per esempio. E quindi partita strana, particolare, alla fine come diceva Samuele l'importante era portare a casa i 5 punti, ripeto, non lo so, magari potremmo chiederlo a lui se questo sia bastato a rasserenare l'ambiente. Quindi ti giro la domanda di Riccardo a questo punto. No, sicuramente ci siamo rasserenati. Ovviamente non è facile dopo una bruciante sconfitta a Calvisano, una bruciante sconfitta a San Donà e un pareggio così col Petrarca, riuscire a ripartire bene. Sarà una prova sicuramente decisiva a Piacenza, dove non sarà assolutamente facile. Ecco, prima di parlare di Piacenza ritorniamo un po' su questa partita con la Lazio, una Lazio che comunque è in crescita. Ne parlavamo anche la settimana scorsa, un team che non molla mai, che gioca sempre, l'ha dimostrato qui ed è arrivata a ottenere il bonus delle 4 mete. Quali sono stati i punti sui quali vi siete soffermati nel post partita, nei giorni successivi, per capire le difficoltà e i margini di miglioramento? Sì, sicuramente gli errori in difesa, suddividendoli in 2 gruppi. Uno i placcaggi, perché 25 placcaggi sbagliati in una partita non sono accettabili a nessun livello, e tutto ciò che riguarda l'organizzazione, quindi la circolazione attorno al punto d'incontro e lo schieramento all'esterno. Ecco, Riccardo, come dicevi prima abbiamo un po' parlato anche noi, no? Tra il primo e il secondo tempo e la fine della partita, e in realtà questa vittoria concede il bonus a Rovigo di dire: se si vince a Piacenza matematicamente siamo nei playoff, che è un buon risultato, un ottimo risultato, il minimo indispensabile, il minimo sindacabile, cos'è? Ma ricordiamo che Rovigo arriva dalle ultime stagioni, 3 stagioni nelle quali ha lottato per il primo posto in maniera continua, costante, c'è riuscita in 2 occasioni su 3 ad ottenerlo e nell'altra comunque ha lottato sino alla fine. Questa è una stagione strana perché secondo me il fatto di non avere più questo obiettivo forse manca nella mente dei giocatori, manca un po' questo aspetto, e quindi è una situazione, se mi permetti di dire, un po' scomoda, quella di Rovigo, una delle situazioni peggiori in questo momento del campionato, perché notavo proprio che la classifica del campionato
pone, tutte le squadre hanno degli obiettivi abbastanza importanti, a partire dal Calvisano che deve confermare il primo posto, il Petrarca che ancora forse potrebbe avere una piccola speranza ma comunque deve mantenere il secondo posto e il fatto di tenere Rovigo sotto può essere già un obiettivo. Le altre squadre sotto, c'è questo gruppo per i playoff e poi 2-3 squadre che sono coinvolte per la retrocessione, perché oltre alla Lazio, i Lions, forse anche Reggio potrebbe rientrare in questa lotta. E Rovigo forse ha questa situazione in cui ibrida, sì, nella quale gioca da adesso fino alla fine del campionato una situazione in cui effettivamente il terzo posto è assicurato, diciamolo, e il secondo mi sembra abbastanza difficile da raggiungere, perché vorrebbe dire che il Petrarca perde 2 partite da qui alla fine del campionato, insomma, e Rovigo le vince tutte con i bonus eccetera eccetera, quindi mi sembra una situazione abbastanza particolare e credo che sia difficile da gestire proprio da parte dell'allenatore, dello staff, una situazione di questo tipo, perché ripeto, mancando un obiettivo sensibile questo potrebbe essere uno svantaggio e quindi devono essere bravi a mantenere alta la concentrazione, perché è importante arrivare invece ai playoff con un'attitudine positiva. Con un certo rodaggio, un certo standard. È vero quello che dici, Riccardo, è perfetto. C'è da aggiungere che se questo aspetto lo guardi in un'altra prospettiva, vuole anche dire avere tempo per migliorare i dettagli, lavorare un po' più su se stessi e meno sul risultato, o sbaglio, Samuele? Certamente, Andrea. E quindi cosa stiamo facendo? Sì, certamente il risultato deve essere un continuo stimolo, anche perché non possiamo assolutamente permetterci di perdere nessuna partita, perché psicologicamente sarebbe un brutto colpo. Tuttavia siamo consci di questa situazione e stiamo comunque cercando di immaginarci il possibile scenario di una semifinale e di conseguenza a tutto ciò che dovremmo affrontare. Quindi state lavorando per il futuro, possiamo definirlo così? Più o meno sì. Perfetto, e dal futuro torniamo al presente, o meglio al passato, andiamo a rivedere la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta in casa contro Lazio di sabato scorso. Buon pomeriggio amici ovali, benvenuti allo stadio Mario Battagni di Rovigo per l'anticipo del 14° turno del campionato d'eccellenza tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Società Sportiva Lazio. Diversi cambi, però sicuramente è nelle corde del Rovigo. L'inserimento di Bario, scusa ti interrompo Antonio, ma ad annotare appunto la prima segnatura di giornata. Ancora i mediani laziali, riesce con bravi, ottime mani della Lazio, che con la meta meta di Cugini. Quindi vuol dire che la Lazio è una squadra spregiudicata, una squadra che Casolari ancora con Damiani e c'è la meta della Lazio, proprio per ricordare insomma le gesta. Jacques Momber che poi va a pulire, Leo Mantelli, Cicchinelli, Lucio per Denis Mejstorovic con Guido Barion fuori, attacca lui, adesso concede l'ovale Guido Barion per la seconda meta di giornata dell'ala rosso-blu. Che muovendo la palla probabilmente la Lazio sarà in difficoltà, quindi penso che Rovigo debba in questo momento, da questo momento in poi. Loro, Boggia, Casolari al placcaggio, ci prova anche Brancoli, la meta dell'ex. Leo Mantelli, il suo tentativo di conversione non riesce. Il gallese ex Colleferro, il calcio sembra ben indirizzato, bandierina su, Biffi nel ruolo mediano di mischia, Leo Mantelli, Boggiani dentro per Samuele Ortis, pesta sui piedi il veneziano, Biffi ancora per Lucio, sul lato di sinistra Guido Barion in cespica ma poi va in meta, c'è la meta. Mantelli prova la conversione, è buona, buona, bravo Leo. Ha preso il tempo giusto. Lucio Rodriguez, Mantelli, Ruffolo, peccato. Tempo s'accomoda in panchina Giacometti, Casolari, c'è lì in avanti, bisogna capitalizzare questo errore, ci prova Arrigo, scivola via, Arrigo, il siciliano, muove le gambe, offload per Giacomo Biffi, cambio di linea di corsa, bellissima meta, bravi ragazzi. Come
dicevamo noi, hai visto, questa è stata una meta tra virgolette fortuita, ma non neanche tanto, perché Pierini, loro alimenta per Mantelli, il loop con Ruffolo e qui c'è l'intercetto di Miller che prova ad andare in meta lui, non riesce la francesina a Cadorini, meta di Miller, prova la conversione, parte il gallese sulle bandierine, Pasini per Mucignat, non era un gran passaggio quello di Pasini, Mucignat è riuscito a mantenerlo ancora problemi nel passaggio, Edoardo Ruffolo, doppio placcaggio sul capitano Lorenzo Balboni, prenderà il posto di Mucignat, vediamo Leo Mantelli se la mette di fare, segnascare i propri avanti, c'è la meta della Lazio, contemporaneo riscaldamento di Bassona, va al gallese, Bertelli alza la bandierina, aiuta Apenander del Tucumano, perfettamente fuori dai 22, la presa di Miller non è perfetta, ci va di piede il Tucumano, Biffi potrebbe anticipare, eccola lì, meta di Biffi del laziale e dare vita ancora al pallone, innescando poi per Miller, Casolari, il placcaggio di Majstorovic riesce quasi a dare la continuità per la corrente, attenzione però la palla è ancora buona, l'unico a crederci è Buona Volontà e c'è la meta. E questo insomma diventa un problema, fortunatamente Rovigo è riuscita a mettere al sicuro. E tarda ad uscire, ci provano gli avanti, ottima pulizia di Pavesi su Buona Volontà, il pallone non esce, l'arbitro ferma il gioco, c'è la meta. 49-36, palla fuori, finisce il match, la Fenice Z Rugby Rovigo Delta batte la Lazio. Bentornati in studio dopo gli highlights della vittoria di sabato scorso, perché ci ovviamente immergiamo nel focus della settimana, che è la trasferta al Beltrametti contro Lions. Lions che oltre ad essere l'ex squadra di Samuele è un team che ha assoluto bisogno di punti. Sì, Andrea ha assoluto bisogno di punti in quanto si trovano in estrema difficoltà per la retrocessione. Sono, se non sbaglio, a 5 punti dalla Lazio e mancano 3 giornate. 4. Hanno bisogno di tutti i punti possibili perché appunto l'ultima cosa che vogliono, conoscendoli, è tornare indietro da dove sono venuti 2 anni fa in Serie A. I rumors che arrivano da Piacenza, ovviamente tu avrai qualche contatto, avrai ancora amici, vi starete parlando? No, non ho ancora fatto in tempo a parlare con nessuno, però sono certo che non sarà una partita facile. Caratterialmente quando giocavi là come vivevate le partite? Ma i Lions sono sempre stati una società molto particolare, dove alle partite ci si arrivava serenamente, senza nessuna pressione addosso. La società è la prima che non ti mette pressione addosso, in maniera molmolto serena. Stai illudendo qualche altra società o città? No, assolutamente no. No, perché sappiamo come qui da noi sarebbe una battuta. No. È ovvio che è diverso, insomma, giocare Lions e giocare qui. Ecco. Riccardo, tu hai tanto di classifica, match incrociati, insomma, hai tutto sotto controllo. Sì, no, controllavo proprio la situazione dei Lions. Le prossime 4 partite per loro sono, oltre a Rovigo, Viadana, Sandonà e Reggio. Quindi Viadana, Sandonà, 2 squadre impegnate nella lotta per i playoff, dunque partite difficili, perché ripeto, in questo momento secondo me le motivazioni possono fare la differenza. E l'ultima contro Reggio invece potrebbe essere una partita, se Reggio fosse già salva, in cui potrebbero portare a casa una vittoria. In tutto questo però devono sperare che la Lazio subisca delle sconfitte nelle prossime partite, e la Lazio che incrocia Reggio proprio fra 2 settimane, e lì si potrà capire secondo me meglio cosa può succedere nella lotta per non retrocedere. Cioè, tu dici che non si arriverà all'ultima giornata, ma già al termine della penultima un po' lo scenario sarà più chiaro. Se Reggio batte la Lazio, la Lazio potrebbe essere risucchiata. I Lions dovrebbero cercare di fare qualche bonus, secondo me,
perché vincere la vedo dura, però qualche bonus, magari portare a casa qualche punticino per avvicinarsi e giocarsi poi nell'ultima giornata contro Reggio, considerato che la Lazio nell'ultima giornata gioca contro San Donà e quindi bisogno di punti a San Donà. Esatto, e potrebbe giocarsi la chance nell'ultima giornata con Reggio, con una Reggio eventualmente salva, sperando di aver ottenuto qualche punto, però ecco, quindi secondo me l'obiettivo di Piacenza potrebbe essere portare a casa qualche punto nelle prossime 3 partite, a cominciare da Rovigo, in cui l'obiettivo magari di un punto potrebbe essere importante, e poi continuare anche con Viadana e San Donà a mantenere a cercare di portare a casa altri punti per arrivare all'ultima giornata ancora in corsa. Questo è secondo me lo scenario. Samuele, tu che conosci bene il club, i Lions, no? Sì. Un club che ha sempre investito molto nei giovani, anche quest'anno un po' di nazionale under 20 con Rollero, Masselli, Zilocchi. Masselli, sì. E quindi voglio dire, l'anno scorso c'eri tu, per cui una sensibilità. No, i Lions sono sempre stati un club, una società, come hai detto tu, ha molto investito nei giovani. Mi è tornato molto utile l'esperienza a Piacenza, in quanto l'anno scorso ho giocato molto. Tra la nazionale under 20 e le partite con i Lions, che bene o male le ho fatte tutte, salvo qualche caso che ero via con la nazionale per le 6 nazioni o per qualche raduno. Per un giovane andare a Piacenza, se non altro per il minutaggio, può tornare veramente utile. Ecco, tra l'altro, secondo te chi ha più skills, più caratteristiche, più qualità tra la Lazio e il Piacenza e i Lions? So che ci tengono particolarmente a questa differenziazione. Sì, perché sarebbero molto. No, ma infatti, ecco, l'ho detto subito. Sì. Tra Lions e Lazio? A livello tecnico. Sì, nel senso, qual è la squadra più forte secondo te? È una bella lotta. Sono 2 squadre molto diverse. Sono 2 squadre molto diverse, e ai Lions, a mio modo di vedere, piace muovere molto di più il pallone, e invece la Lazio ha un gioco molto più sudafricano, molto più di clava, vicino ai raggruppamenti, con i pick and go e attaccare lì vicino. Quest'anno è una bella lotta. Secondo Piacenza ha dimostrato di essere più forte, vincendo entrambi gli scontri diretti, se non sbaglio. Certo, sì, è vero. Infatti Però poi comunque malgrado questo, però pensa, sono 5 punti sotto, malgrado i 2 scontri diretti. Infatti volevo sottolineare che l'anno scorso con i Lions Piacenza siamo riusciti a salvarci grazie ai punti di bonus guadagnati in tutte le altre partite, perché in fin dei conti noi ne abbiamo vinte 2 l'anno scorso, 2 con l'Aquila. Certo. Sì, guarda la forza d'animo della Lazio, quella forza di bonus mete, bonus difensivo, è riuscita comunque a portare avanti un campionato che li tiene ancora a galla, li tiene in vantaggio di 5 punti sui Lions. Nella corsa playoff, chi vediamo favoriti secondo voi? Parlo di quarto posto. Le Fiamme sono sicuramente una squadra molto fisica e molto ben organizzata. Viadana non è da meno, e San Donà ci mette tanto cuore. Un rendimento un po' altalenante in questa stagione, un po' come noi, però secondo me le Fiamme Oro, per la loro fisicità e la loro organizzazione, riusciranno a strappare i playoff. Sebbene abbiano 7 punti meno di San Donà, dici? E in qualche maniera li vedo come i favoriti sulla carta. Certo. Riccardo? Io allora sono d'accordo con lui sotto il punto di vista della tipologia di squadra e anche delle aspettative. Le Fiamme erano sicuramente le favorite, anche per il potenziamento che hanno avuto nel corso dell'estate, per l'allenatore che hanno, e quindi però in questo momento 7 punti a 4 giornate dalla fine secondo me sono abbastanza pesanti, perché stiamo parlando di 2 partite, quindi per recuperare 7 punti tu devi vincere 2 partite in più rispetto al tuo contendente in questo momento, che è San Donà. Sì, scusami, valutando che non hai solo San Donà davanti, ne hai altri 2 davanti. Ne hai altri 2. San Donà, allora, consideriamo che dopo il prossimo turno secondo me si riaprirà la lotta playoff più di quello di cui stiamo discutendo oggi, perché San Donà gioca con il Calvisano,
e ipotizzando una vittoria del Calvisano, c'è lo scontro diretto Mogliano-Viadana, quindi chi vince questa sfida si propone come principale contendente del San Donà. Le Fiamme giocano il derby con la Lazio e quindi anche questa è una partita abbastanza particolare. Se dovessero vincere anche loro potrebbero rientrare in pieno gioco, perché potrebbe riavvicinarsi e ricompattarsi il gruppo maggiormente rispetto ad oggi fra pochi giorni, perché ripeto il San Donà ha questa sfida contro il Calvisano che mi sembra abbastanza difficile. Poi nelle ultime 3 giornate lì secondo me può succedere un po' di tutto. Certo. Samuele, Calvisano è veramente irraggiungibile? Non parlo a livello di classifica, parlo a livello di standard, di qualità, di gioco, di uomini. La loro caratteristica è che fanno le cose semplici fatte molto molto bene e in maniera molto molto veloce. Questa secondo me è la loro forza. Tuttavia ritengo che almeno noi come squadra non siamo da meno. È una questione di riuscire a ritrovare tutti gli equilibri che avevamo quando siamo riusciti a essere veramente performanti, a fare 4 vittorie consecutive prima della pausa del Sei Nazioni, che comunque secondo me questo Calvisano è raggiungibile. C'è bisogno della migliore prestazione da parte nostra. Ok, del tipo in una partita secca ce la giochiamo alla grande, con 2 è già un po' più difficile, ma con una, visto che noi molto probabilmente se ci arriviamo dovremo affrontare loro in finale, ce la giochiamo alla grande. Esattamente. Anche perché noi abbiamo qualche reminiscenza del 2011 che eravamo spacciatissimi, poi chissà perché, insomma, il Petrarca è riuscito a vincere lo scudetto lo stesso da noi. Secondo te, Riccardo? Sì, come diceva Samuele, in una partita secca può succedere di tutto. Le finali di solito sono partite che si decidono per piccoli episodi, quindi bisogna crederci, e credo che se si arriva lì bisognerà crederci, anche se si andrà a giocare a Calvisano dobbiamo crederci sino alla fine. Forse può essere più problematica la doppia semifinale contro il Petrarca. Beh, certo, noi stavamo analizzando o stavamo visualizzando quello che poteva essere alla fine. A proposito di altre squadre, andiamo a vedere i rumors che arrivano dagli altri campi d'eccellenza, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House. Ciao a tutti e ben ritrovati. A Roma è il momento del derby. All'Acqua Cetosa la Lazio incontra le Fiamme Oro in una partita che significa molto per la squadra di Daniele Montella, perché una vittoria contro i Cremisi e l'eventuale sconfitta dei Lions contro il Rovigo potrebbero significare una salvezza quasi certa. Al contrario, le Fiamme Oro hanno bisogno di vincere, anche se i 7 punti di distanza dal quarto posto occupato dal San Donà sono davvero tanti. C'è da dire che però insomma gli incroci possono comunque essere a favore delle Fiamme Oro, visto che insomma San Donà incontra Calvisano. Sinceramente, al di là di come andrà un buon campionato della Lazio fino a questo momento, meno per quel che riguarda le Fiamme Oro. Buon rugby. Nel film Sliding Doors 2 universi paralleli si trovano ad un certo punto ad avere un punto di connessione in una porta scorrevole. Presa o non presa, il destino dei protagonisti sarebbe stato diametralmente opposto nell'una o nell'altra parte. Tra Mogliano e Viadana la situazione è pressappoco la stessa. La stagione del nuovo ciclo aperto fra tante incognite e dopo un inseguimento cominciato in pratica dalla prima giornata, quella porta si è finalmente aperta anche per il Mogliano di Darrell Leigner, con la squadra sufficientemente cinica per evitare di buttare all'ortiche la prospettiva playoff in casa dei Lions Piacenza, domati solo a tempo abbondantemente scaduto grazie ad un lampo di Visentina a chiusura di un forcing interminabile sulla pur ammirevole difesa dei padroni di casa. Gli emiliani, ultimi affamati di punti salvezza dopo la sconfitta della Lazio e Rovigo del pomeriggio precedente, avevano saputo impostare in un match molto solido sul piano mentale ed essenziale nella gestione del possesso, con un'aggressività nel gioco a terra che aveva messo oggettivamente in difficoltà i trevigiani, apparsi poco convinti soprattutto rispetto all'exploit interno con Calvisano di qualche settimana fa. Tant'è, pur senza brillare, Mogliano ha portato a casa un risultato dal peso specifico gigantesco, in un contesto che prefigura il turno di sabato come lo spartiacque vero della regular season. Al Quaggia arriva infatti Viadana a scontro diretto a quota 30 punti, con il solo San Donà avanti di 4 lunghezze ad occupare in solitaria il quarto ed ultimo posto disponibile per la griglia dei playoff.
A 4 giornate dalla fine, se è vero che ogni partita vale come una finale, questa con i mantovani lo è forse ancora di più, perché poi il calendario propone i 2 derby con Rovigo e con Padova prima della chiusura con le Fiamme Oro, un'agenda che non serve a argomentare oltre per capire quanto vincere con la squadra di Pippo Fratti, tecnicamente sempre interessante e capace di giocarsela per lunghi tratti nel derby con Calvisano lo scorso weekend, sia fondamentale sotto ogni punto di vista. Squadra in campo per l'ultima volta alle 15 prima dell'avvento dell'ora legale. Arbitra l'abruzzese Passa Cantando. Reduce dal successo in casa delle Fiamme Oro, il Petrarca torna a giocare davanti al suo pubblico. Sabato al centro Geremia di Padova sarà di scena il Conad Reggio, formazione in lotta per non retrocedere, che però ha messo in mostra tutta la sua compattezza battendo Fiamme Oro e Viadana e andandoci vicino con Mogliano e Sandonà. Si gioca alle 15 agli ordini dell'arbitro Angelucci di Livorno. Il pronostico non può che ricadere dalla parte del Petrarca, forte del suo secondo posto, della vittoria 29-7 dall'andata e dei 30 punti che dividono le due squadre in classifica. Non è comunque un impegno da sottovalutare per la squadra di Cavinato. Fare punti a Padova, anche un semplice bonus difensivo, significherebbe salvezza quasi certa per il Reggio, considerando che a 3 turni dalla fine del campionato i Diavoli Emiliani hanno 7 punti di margine sull'ultima piazza e giocheranno in casa i 2 scontri fondamentali con Lazio e Piacenza. Interessante sarà inoltre la sfida in trincea tra 2 pacchetti di mischia di grande impatto. Ultima parte di Rugby House. Prima di vedere appunto le news che arrivano dagli altri campi, si parlava con Riccardo, con Samuele, di altre squadre, gli altri club coinvolti nei playoff, nelle possibili semifinali e finale. Io volevo legarmi un po' a quanto diceva Riccardo, parlava di Calvisano, parlava di giovani. Tu Samuele in realtà hai una storia un po' comune, una crescita comune con qualche giovane che si sta mettendo in lustro, con Pettinelli, sei cresciuto praticamente insieme, ma vorrei inserire anche Masato, che fate parte della stessa generazione, no? Esattamente. Quindi Venezia Mestre. Venezia Mestre. Quindi il 96 ha sfornato ottimi giocatori. Sì. Cosa c'era di particolare in quell'annata? In quell'annata io la ricordo sempre con un grande sorriso, perché sono stati veramente degli anni stupendi, degli anni bellissimi. Bisogna ringraziare il club, bisogna ringraziare tutti i miei compagni di squadra, bisogna ringraziare gli allenatori, anche perché non erano anni semplici, perché si era reduci dal fallimento della loro occasione di Venezia con Michele Pipitone, Certo. quindi eravamo sostanzialmente alla frutta, non avevamo nemmeno il clubhouse perché era posta sotto sequestro, e io mi ricordo di questa grande fame, questa grande voglia di riuscire a venire fuori tutti assieme, di divertirci, che per 2 anni di fila, nonostante fossimo col Venezia Mestre in secondo girone meritocratico e non in elite, siamo riusciti un anno, annato 95-96, a vincere la Coppa CIV, l'allora Coppa CIV, e l'anno successivo arrivare in finale per poi perdere contro la Tarvisium. Ecco, altra cosa, si parlava prima, insomma, Pettinelli, una terza linea, ottime doti di saltatore, sì, molto bravo in touch. Sicuramente. È vero che c'era un'idea su di te di portarti comunque a flanker e provarti anche lì? Sì, l'hanno avuta in 2 persone questa idea, anzi in 3 persone. L'ha avuta Troncon per primo in Under 20, infatti contro l'Inghilterra ho giocato il secondo tempo da flanker perché si era infortunato una seconda linea e una terza, quindi mi sono dovuto adattare. E contro il Petrarca l'anno scorso a Piacenza, Bertoncini mi ha provato come terza linea. E successivamente quest'anno Joe McDonnell mi ha detto che voleva tenermi come possibile alternativa come numero 6 in terza linea, e ha fatto questo esperimento contro i russi qui a Rovigo a dicembre. Ti piace, non ti piace? È bello, perché comunque c'è da correre, per fortuna la mia costituzione fisica mi aiuta in questo, però hai una visione diversa del gioco rispetto a seconda linea. Tra l'altro tu hai delle caratteristiche fisiche
che sono molto rare nel rugby attuale italiano, nelle giovanili italiane, no? Sei longilineo, alto, hai una buonissima gamba, ti piace muoverti. Solitamente le seconde sono un po' più, come posso dire, anche raggiungere la tua altezza non è semplice, non tutti ormai passano l'1,98, 1,99, quindi come saltatore longilineo ce ne sono ben pochi in giro, per cui è una cosa a tuo favore, no? Sì, probabilmente una cosa a mio favore. In ogni caso nelle giovanili sono sempre stato un punto fermo, perché magari per questa mia costituzione sono sempre stato chiamato in touche, a fare lavoro sporco in touche. Poi sì, come hai detto, avrò una bella gamba, però rimpiango a volte la mia costituzione, perché avere 5-6 kg in più a volte mi servirebbero. Riccardo, 5-6 kg si trovano, 5 cm no. No, questo è vero, questo è vero. Tra l'altro io ho una curiosità, se posso Dimmi. rivolgerla a Samuele, volevo chiederle come ha vissuto un po', lui nelle ultime partite è diventato un punto fermo, sta giocando con maggiore continuità, sta dando un ottimo apporto anche alla squadra, però nella prima parte di stagione contiamo il numero di presenze sulle dita di una mano, quindi tu non hai avuto un impatto nella prima parte di stagione di un certo tipo nella squadra, e per te che venivi da un'ottima esperienza ai Lions e dalla nazionale, quindi insomma arrivavi con certe credenziali, volevo chiederti come hai vissuto questa fase, se ti aspettavi fosse più semplice entrare in questa squadra, in questo ambiente, dare un supporto maggiore a livello di minutaggio fin da subito. Ma non ho mai pensato che fosse facile. Nel momento in cui ho firmato contro il Rovigo, ero pienamente cosciente che non sarebbe stato per niente semplice riuscire a ottenere una maglia titolare. Sicuramente non era quello che aspettavo. È stato veramente veramente difficile la prima parte di stagione, andare a giocare in Serie C. Tanto hai giocato contro il Venezia Mestre. Tra l'altro contro buona parte dei miei amici. No, non è stato facile per niente, mentalmente soprattutto. E adesso comunque l'occasione di mettersi in mostra, Samuele, ce l'ha e come. Allora, c'è da dire una cosa, che nel mondo del rugby le promesse sono mantenute e vanno mantenute. Non so se avete visto il lancio della partita con la Lazio, c'era come protagonista Gabriele Cicchinelli che ha detto: se vinciamo offro la porchetta a tutti. Poi andando via ha detto no, scherzavo. Gli è stata ricordata sta cosa al terzo tempo, ha detto: Gabriele, hai detto la porchetta non c'era. Per cui prima della trasmissione, scusatemi, lui ha detto: per tutti gli amici di Rugby House porto la porchetta, per cui adesso vi invitiamo in studio se volete venire qua con noi ce l'abbiamo. Lo so che forse avete già cenato, ma se qualcuno di voi era allenamento, era a fare altre cose, qui un po' di porchetta per tutti c'è, tanto per dire che insomma le promesse vanno mantenute. Certo. No? Gabriele com'è? È un mattacchione, no? Sì. Riccardo, tu mantieni la linea? Io favorisco. Ecco, tra l'altro oltre alla porchetta c'è sempre, ricordiamoci, la collaborazione con Fa ed Esfa al campo. Le uova di Pasqua, ovviamente la vendita delle uova di Pasqua andranno per dare una mano ai bambini più disagiati che ne hanno più bisogno, e visto che ci siamo, anticipando un po' quello che sarà la sfida con Mogliano di inizio aprile, perché il prossimo turno noi siamo fermi, non ci saremo dopo Piacenza, proprio il campionato è fermo per dare la possibilità a Mogliano di giocarsi lo spareggio per accedere in challenge. Ecco, quando rientreremo al Battaglini l'8 di aprile, se non ricordo male, o 7-8 di aprile, adesso mi sfugge la data, ci sarà una sorpresa per tutti i bambini, perché verrà inaugurata Bersagliottoland, quest'area totalmente dedicata ai ragazzi, ai giovani, per cui famiglie, portate i vostri bimbi al campo anche se sono piccoli, ci sarà tutto uno staff certificato che animerà il pomeriggio, terrà i vostri bimbi e voi potrete serenamente guardare la partita di rugby, farvi una birra al terzo tempo e gustarvi lo spettacolo. Insomma, queste sono iniziative che contano, no? Avvicinare sempre più gente allo stadio, Samuele. Sì, quello che conta, quello che serve al momento del rugby italiano è sicuramente anche questo. Non solamente questo, ma è importante anche avvicinare il pubblico.
Un pubblico che si parla tanto di eccellenza, ma anche a livelli più alti, insomma. Beh sì, ho visto a livello di 6 nazioni ci sono dei bei buchi all'Olimpico rispetto al passato, eravamo abituati a vederlo pieno, sinceramente nelle partite di quest'anno secondo me un po' di difficoltà c'è stata, e a livello di eccellenza credo che i numeri siano abbastanza preoccupanti. Negli ultimi anni è una costante, quest'anno insomma io leggo i tabellini, per quanto possano essere veritieri, perché poi a volte sai i tabellini mi lasciano il tempo che trovano, però adesso c'è la possibilità di vedere le partite in streaming e quindi ci si rende conto che effettivamente il pubblico è spesso latita. Ecco, l'ultima domanda, Samuele, a me piace fare questa domanda ai ragazzi nuovi, che sono il primo anno a Rovigo. Cos'è una cosa che ti piace maledettamente di Rovigo, sia come città che come ambiente rugbistico, e una cosa che non ti piace? Una cosa che mi piace moltissimo è il calore che il pubblico dà a ogni singola partita. Sentire la tribuna, i tamburi, il pubblico che intona i cori, Rovigo. Insomma, è veramente il 16° uomo in campo, carica moltissimo. E non hai ancora visto niente? Evidentemente non ho ancora visto niente. Una cosa che non ti piace? Come questo pubblico può essere una grandissima benzina, è una benzina nel fatto carburante per una macchina che deve correre molto, può essere anche una benzina su fuoco in momenti di difficoltà. Diciamo che abbiamo il cerino facile. Esattamente. Riccardo? Sì, beh, è una città che vive di rugby e quindi i pro e contro sono esattamente questi, quello che diceva Samuele, cioè il fatto che è un pubblico che ti sostiene, che è presente, a differenza di molte altre piazze. Si parlava prima di pubblico, di presenze, credo che insomma Rovigo abbia una costante di presenza che è sempre confortante, però poi qui si parla di rugby da 7 giorni su 7 e quindi se i risultati non arrivano, se si commette qualche errore di troppo, se non si vede in campo quella grinta, quella voglia, il pubblico spesso critica e insomma arriva anche a viverla con una passione a volte anche troppo esagerata, e che quindi crea anche forse crea un aspetto negativo nei giocatori, perché insomma si sentono magari criticati. C'è da dire una cosa, che Samuele arriva da Nazionale Under 20, sicuramente come volontà e come diciamo proiezione della propria carriera è quella di andare all'alto livello, per cui insomma le critiche bisogna prenderle, farle proprie, immagazzinarle e portarle più positivamente possibile sul campo, no? Quindi anche questo è un test, Samuele, no? Le critiche sono sempre ben accette, meglio se costruttive, se non sono costruttive si aspetta sempre un'opportunità per smentirle. Certo, sulla carta dovrebbero essere costruttive, cioè a dire che in Italia la critica costruttiva latita, per cui insomma bisogna prendere del buono e fare esperienza su tutto. Col massimo rispetto per tutti i vegani, noi abbiamo la porchetta pronta. Samuele, grazie mille per essere stato con noi. Niente, grazie a voi. Riccardo, un piacere. Grazie a voi. Arrivano i coltelli, i piatti, buonanotte.